Anche quest'anno riparte per il terzo anno consecutivo l'iniziativa promossa dalla Vis Provinciale, dove vede coinvolta Sardegna for You, iniziativa che ci rende molto orgogliosi sia per la fiducia nuovamente accordata da parte della Vis Provinciale e sia anche per la possibilità di offrire nuovamente un servizio a gran parte della popolazione. Compresi i donatori che meritano, diciamo, una ricompensa per il loro atto di donazione alla persona. Quest'anno vedremo in aggiunta due nuove tipologie di screening. Una in particolar modo è lo screening pneumologico, mirato soprattutto all'emergenza che c'è stata successivamente al Covid e quindi alle patologie legate all'insufficienza respiratoria del long Covid, e anche perché ultimi studi dimostrano che delle zone dove sono presenti attività industriali, l'aumento di patologie legate ai polmoni è notevole. A questa collego anche un altro screening di maggiore importanza, che è il reno vescicale, dove appunto staticamente si è dimostrato l'aumento di casi di questo tipo di patologia. Fondamentale perché sono due tipi di tumori inizialmente silenti, cioè che non danno manifestazioni se non quando, diciamo, il caso è già conclamato e quindi anche difficile da curare. Ringraziamo ancora una volta appunto la Vis Provinciale, nello specifico Antonio Dettori e Fondazione Sardegna, per averci offerto nuovamente questa opportunità. Visto i risultati precedentemente ottenuti, speriamo anche quest'anno di ottenere gli stessi, se non raddoppiare.